Obbligo di Green Pass da domani, sa dove? Su quasi tutti i negozi, tranne gli alimentari, farmacie e basta, mi sembra. E gli uffici pubblici e le banche? Sì, ci vuole perché mi è arrivata la comunicazione. Eh sì, a me lo chiedi. Non lo so, guarda, te lo giuro. Io so che ti dico che le farmacie e i supermercati sono esenti. E il resto penso sia tutto. Lo scoprirà vivendo. Esatto. Lo scopriremo solo vivendo, recitava una celebre canzone. Nel frattempo i cittadini cercano di memorizzare le nuove norme che regolano la vita in tempo di pandemia per frenare la contagiosissima variante Omicron. Dopo parrucchieri ed estetisti, dal 1 febbraio scatta l'ora del Green Pass base, obbligatorio negli uffici pubblici, alle poste, in banca, nei negozi, alimentari e farmacie esclusi dal tabaccaio. Non servirà esibirlo se si acquista il giornale in un chiosco, ma in un'edicola al chiuso sì. La gente non è molto contenta, soprattutto gli esercenti non sono molto contenti, perché è complicata la gestione. Ipotizzo che sia facile da capire, insomma. Speriamo che i contagi calino e un po' alla volta si siano delle misure meno restrittive. E cosa ne pensa dei suoi colleghi all'interno delle edicole o di un Non è tabaccaio? un problema per loro, ma infatti stanno lamentando tutti quelli che hanno i negozi. D'altronde è un bel problema, io capisco, sono solidale con loro. Il comune di Padova intanto si sta organizzando con dei totem che dovrebbero entrare in funzione da venerdì. Il totem rilascerà uno scontrino di cui il cittadino provvisto, con il quale lo cittadino si avvicinerà poi agli sportelli dimostrando di aver passato questa verifica. Mentre per gli uffici dove il numero di utenti che accedono è minore, si prevede un controllo direttamente dalle persone presenti all'interno dell'ufficio. L'assessore Benciolini è anche al lavoro sul fronte obbligo vaccinale per gli over 50. Si parte dal 15 febbraio. Sui circa 1800 dipendenti di Palazzo Moroni, più di 800 sono cinquantenni. Martedì l'incontro con i sindacati. Come comune ci stiamo organizzando, è una cosa che non è nuova perché in realtà la stiamo già facendo per alcuni comparti del nostro comune, in particolare il settore scuola e il settore polizia locale, quindi è un sistema che è già consolidato per altre fasce di dipendenti che ora si andrà a estendere ai più di 800-850 circa dipendenti che sono al di sopra di 50 anni all'interno del nostro comune.